Buongiorno, ben ritrovati ad una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. Incidente mortale nella serata di ieri a Pozzallo, in provincia di Ragusa, dove in via Australia un giovane di appena 14 anni, Matteo Guastella, ha perso la vita. La vittima viaggiava a bordo di uno scooter che si sarebbe scontrato con un'auto, una Citroen, alla cui guida vi era un altro giovane. Il mezzo a due ruote sarebbe stato letteralmente tranciato in due dall'auto. Scene di disperazione sul posto, rilievi e indagini in mano ai carabinieri. Il cadavere di un uomo originario di Catania di 40 anni è stato ritrovato ieri sulla spiaggia di Aglione Bagni a Siracusa, in territorio di Augusta. Secondo un primo esame autoptico effettuato sulla vittima, l'uomo potrebbe essere stato colto da un malore letale. Il quarantenne sarebbe giunto ieri sul posto a bordo di un'auto ispezionata dalla scientifica nelle scorse ore. Intanto il cadavere dell'uomo è stato trasportato nell'obitorio dell'ospedale di Lentini, dove sarà eseguita l'autopsia da parte del medico legale incaricato dalla procura di Siracusa. Si cercherà di far luce sulle cause del decesso e se vi siano ferite o segni di violenza sul corpo. Le indagini sono in mano agli agenti del commissariato di Augusta. Condannata a 1 anno di reclusione Maria Angioni, l'ex PM che indagò sulla scomparsa di Denise Pipitone, accusata di false informazioni al pubblico ministero. L'accusa in aula era rappresentata dal PM Roberto Piscitello, che aveva chiesto una condanna a 2 anni di carcere. Sono 3 le dichiarazioni fatte da Angioni, giudicate false. Una nuova tangenziale di Palermo consentirà di razionalizzare il traffico extraurbano e interprovinciale che attualmente transita sull'unico collegamento veloce esistente tra le 2 autostrade, cioè quello di Viale della Regione Siciliana. È stato presentato ieri mattina a Palazzo d'Orleans nel corso di una conferenza stampa l'avvio della progettazione della cosiddetta Pedemontana di Palermo, il nuovo asse autostradale per collegare la A19 Palermo-Catania con la A29 Palermo-Mazzara del Vallo. Questa era l'ultima notizia, nuovi aggiornamenti nel TG Flash di mezzogiorno. Natale ad Acireale. Dall'8 dicembre all'8 gennaio, nel centro storico, mercatini, circuito dei presepi d'arte, la casa di Babbo Natale, la pista di pattinaggio sul ghiaccio, concerti musicali nelle chiese, laboratori, il trenino turistico natalizio, oltre a tante iniziative di solidarietà. Il 24 dicembre alle ore 20, Uzzukku, tradizionale accensione. L'amministrazione comunale augura buone feste.